sul piatto c'è anche l'autonomia adesso, no? E adesso gli ultimi dati dicono siamo in recessione, probabilmente ci saranno strette di bilancio e sul tavolo però c'è anche la richiesta delle regioni invece di poter gestire dei fondi e delle competenze in maniera particolare. Verrà sacrificata sull'altare dell'economia? No, guardi, la preintesa che è stata raggiunta a suo tempo con il governo precedente e ciò che si sta definendo in questi giorni non tocca minimamente l'allocazione delle risorse per quel che riguarda la distribuzione delle stesse fra le varie regioni. Quindi quello che dice che le 3 regioni che hanno chiesto forme e condizioni particolari di autonomia vogliono scappare con il Tesoro della Repubblica non è destituito di fondamento, perché il criterio che viene utilizzato è quello della spesa storica, che è un criterio demenziale, fonte di irresponsabilità e di inefficienza, detto da Mario Draghi, non da me, continua ad essere quindi applicato. E poi c'è un piano naturalmente che ha come obiettivo quello di definire i costi standard, che significano una spesa efficiente che dovrebbe imporre a tutti di darsi una regolata e quindi di far sì che non vi sia uno sperpero eccessivo di denaro pubblico. No, le medesime prestazioni, i medesimi beni non possono avere delle differenze gigantesche a seconda che vengano acquistati o erogate le prestazioni in una parte del territorio piuttosto che un'altra. E quindi la difficoltà in cui si trova il Paese non è una condizione per non fare quel che è stato richiesto, perché lo Stato non farà altro adesso che prendere i soldi che spende e darli alle regioni per le competenze che trasferisce. Quindi si toglie la competenza e dà le risorse. Nella prima fase l'interesse delle regioni sarà quello di fare la cresta alle risorse che ottiene, che significa cercare di spendere di meno di quello che spendeva lo Stato. E quindi se su 100 euro ne risparmia 10 sono un vantaggio che ottiene. Quindi vede, questo è un elemento che si muove nella direzione della buona amministrazione del buon governo. Poi ci saranno le tappe successive perché ci sono diseguaglianze insostenibili nell'allocazione, come ho detto prima, delle risorse pubbliche fra i vari territori. Ci sono differenze gigantesche. Quindi quando oggi si dice si viene meno alla sussidiarietà, alla solidarietà, si dice una cosa assolutamente falsa, perché il discorso presupposto è tutto va bene nel modo più assoluto. Volete conservare la situazione com'è? Vuol dire che si tratta di gratificare rendite di posizione, che sono proprio in rotta di collisione, sa con che cosa? Con un articolo della Costituzione di cui ci si dimentica spesso, che è l'articolo 97, che fissa il principio di buon andamento. E buon andamento vuol dire governo, vuol dire sana e prudente gestione nella gestione della cosa pubblica. Quindi nessuna remora, nessun artificio, nessun argomento deviante, perché in realtà le cose sono limpide di fronte alle quali non ci troviamo. C'è qualcuno però che dice che probabilmente verranno trasferite le competenze senza le risorse. No, perché l'esercizio poi delle competenze entrerà in vigore, cioè diventerà attuale se ci sono i soldi, altrimenti si può trasferire tutto quello che si vuole, ma l'esercito resterà accampato e non si muoverà nel modo più assoluto, perché è come se ci dessero l'auto e non danno il carburante. Se non c'è il carburante l'auto resta lì e non si muove.